Eccoci qua, siamo qua con Salvador Valandro, è presidente della comunità de Val dell'Alto Garda e Ledro, che le riguarda i risultati del referendum di ieri. Però a noi non interessa queste robe qua, queste robe chi le robe di politica, no. Noi interessa cosa ne pensa della Repubblica dei Vignole per suo conto. Allora Salvador, che finte? Ma guarda, mi diria che adesso abbiamo superato sta roba del referendum, Ecco. siamo pronti per fare un altro referendum a sto punto, visto che ne siamo allenati, adesso potrei pensare di fare sto referendum sulla Repubblica dei Vignole, a vedere se la che piace o non la che piace la gente, la Repubblica dei Vignole. Vedo i dati, i parlacciano, insomma, chi se poteria fare qualcosa. Ecco. No, mi so che ai cittadini di Vignole la cosa che interessa e quindi vedremo un attimino di studiare che sopra, di parlarne, sì, ma è una roba interessante. Non sta a fare però come il Delay che vuole i tavolini del confronto, le robe da vecchi dei democristiani. No, perché... no, tavolini abbiamo finito la legna per fare i tavolini, non è più stagione dei tavolini, al massimo fai un chioschetto fuori alla verte, c'è un po' di aria che beve solo un bicchiere di quel bomb e vedendo un attimino se riesce a fare qualcosa. Mi so che la gente da questo punto di vista la Ghetei la Repubblica dei Vignole, anche se mi dice che quelli di Bologna fanno un po' i furbi, no? E pensano un attimino manca loro di fare qualcosa, quindi chi bisogneria cercare di trovare un sistema per farli parlare quelli di Bologna e quelli di Vignole. Ho capito. Sai, per deformazione ti diria che insomma una comunità tra quelli di Vignole e quelli di Bologna si potrebbe anche pensare di farla, insomma, non stai domandarmi a me perché mi cosa da fare, quindi da questo punto di vista senza posto. Fra l'altro ti hai anche il problema di sta Mazda col petrolio, che ti saresti il capo della raffineria alla fine, no? Sì. Ecco, quindi i soldi dovresti mandarli a te. Gira e rigira. Non so, è stato trovare il petrolio alla Mazda, mi sono contento se trova il petrolio alla Mazda, perché noi continuiamo a dirlo che la discarica non bisogna vederla solo come è muccio dei rifiuti, ma bisogna vederla anche come qualcosa che magari ve fuori due soldini, due dindini per la gente, a far risparmiare un po' di soldi. Guarda che te vedrai che nel giro di qualche mese qualche bella sorpresa riusciremo a portarla. Mi sono convinto che se riesce a fare anche un bel mistero anche da quel punto di vista, sì. Allora, te vedrai che qui da Vignole che avrà soldi da avere che piacere da questo punto di vista. Bene, grazie a Salvador che eri con te come una Pasqua che chiaramente ancora. No, la Pasqua è già passata. La Pasqua è già passata, va bene. E allora ci abbiamo in parola e da chi di gente dopo gli sta ormai parliamo per il referendum. È massa presto adesso, no, adesso bisogna un attimo di calma, adesso è il momento dell'analisi del voto, bisogna pensare che su un attimo, nemmeno in ferie, quando che siamo tornati dalle ferie siamo pronti per farne un'altra. Capito. Anche perché ti ha telefonato qui della Lega che lo fanno a cena, mi pare, no? Sì, ma di che i pagalori? I pagalori. Che avanzano un po' dei manifesti, che avanzano un po' dei soldi, dei manifesti. Ma bendit, guarda, Gavenda vede se torna i soldi dalla Tanzania. Però, capito. Vedremo, insomma. Vabbè, grazie Salvador. Ok, ciao a tutti.